Ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, bentrovati, il fischio, il ritorno, mea culpa, cuffia troppo alta, bentrovati a tutti, un'altra puntata quest'oggi degli Scorretti, cosa della quale ringrazio particolarmente Carlo Cambi, perché gratis et amore Dei, Dei non lo so, però amore del pubblico sicuramente e anche per una grandissima disponibilità che continua a mantenere sempre con noi tutti i mercoledì, cosa di cui veramente ti ringrazio Carlo, perché ce n'è bisogno in assoluto, ce n'è bisogno per questa radio, ce n'è bisogno per chi ci ascolta, perché essere in grado per un'oretta abbondante di parlare senza dover limitarsi a battute veloci come spesso capita in TV, senza repliche, senza discussione vera, insomma è una roba preziosa e soprattutto visto che di queste cose tu offri sempre, delle questioni di attualità, un punto di vista stimolante, alternativo, in grado appunto di farci crescere un po'. L'ho detto male, però credo che tu abbia afferrato il senso di ciò che volevo dire. Soprattutto te ne ringrazio, Carlo. E a proposito... Lei mi commuove, no, anche è troppo. La verità. È la verità, è una perla questa trasmissione, questo lo dico da ascoltatore, non da conduttore. E intanto fammi fare un'altra segnalazione, perché un'altra persona con la quale per fortuna ho ottimi rapporti, il professor Ugo Volli, che è un amico, mi ha segnalato un sito interessante. Io l'ho già messo sulla pagina Facebook della radio. Il sito è mediawatch.legal e fornisce documentazione, poi ciascuno la valuti come gli pare, circa la questione per cui l'esercito israeliano, Israele, quindi gli ebrei, no, per traslato, perché la catena è quella lì, ammazzano i giornalisti, colpiscono i giornalisti. Allora, il sito mediawatch.legal, trovate il link sulla pagina Facebook della radio, comunque è facile da trovare, mediawatch.legal, legal, scritto come si legge in italiano. Comunque questo sito ci offre una documentazione piuttosto impressionante, un elenco lunghissimo di presunti giornalisti che erano in realtà membri di Hamas e di organizzazioni terroristiche islamiche, quasi tutti di Hamas. E la cosa, diciamo, lascia ben poco spazio alle interpretazioni. Quindi andate, fatevi un giro su questo sito e scorrete l'elenco, lo stiamo facendo scorrere in questo momento, prego anche la regia, già che ci siamo, di farlo vedere, così chi ci segue in video sa di cosa stiamo parlando. L'elenco è quello di presunti giornalisti, hanno su tutti la loro pettorina con scritto press ed erano tutti affiliati militanti di Hamas, che è un'organizzazione terroristica. Giornalisti, Carlo, venivano dipinti così. E noi ci crediamo, no? Come no? Ci ho sempre creduto io. Pendo dalle loro labbra, capito? E guarda un po' quanti ce ne sono. Guarda Shani, guarda un po' che roba. Guarda un po' che roba. Queste meraviglia. sono tutte vittime innocenti degli ebrei. Perché poi va detta così, no? L'esercito israeliano, Israele, eccetera. Gli ebrei. Press. Press, sì, press. Press Press da una parte e il mitra da quell'altra. Comunque, fatevi un giro su questo sito, mediawatch.legal, e poi io ditevelo potrei voi. svelare un particolare, ma a rischio licenziamento, quindi è meglio che sto zitto, anche se stamattina sto particolarmente incacchiato col mio giornale, ma vabbè. Ascolta, però tu hai anche fatto la rassegna stampa stamattina, no? Come ormai spesso ti capita di fare.
i giorni che... praticamente. E quindi, allora, io sono curioso, per cui senza, diciamo, far del male a nessuno, tantomeno a te, ci spieghi magari di che cosa ti sei un pochino adombrato con il No, ma tuo io mi giornale, adombro, primo. E infatti. secondo, cosa c'è di interessante oggi sui giornali? Perché poi volevo chiederti una cosa, a parte la cosa della flottiglia di cui ti sei occupato di recente anche, no? Che è un'altra di quelle oscenità mostruose che comunque sulle quali poi ti lascio subito la parola. Però c'è un'altra cosa che mi incuriosisce, vabbè, ci arriviamo dopo. Intanto, Carlo, perché ti sei arrabbiato e cosa Ma c'è di no, mi bello sono oggi arrabbiato sui giornali? perché io su questa storia della flottiglia di Allah, vorrei veramente proclamare un'indignazione totale, ma mi dicono che siccome c'è una corrente d'opinione in Italia che, come dire, considera, l'ha detto benissimo De Bortoli peraltro, che ha vinto la battaglia Israele sul campo, ma ha perduto la guerra mondiale dell'informazione. E siccome, ovviamente, come capisci, facendo ormai da anni questa rubrica insieme, Sì. io sul luogo comunismo divento una bestia, vorrei che il mio giornale Lancia in Resta si lanciasse contro il luogo comunismo, per cui a Gaza muoiono di fame. In realtà chi affama i palestinesi a Gaza è Hamas, chi tiene la ragione per cui gli israeliani vogliono pulire Hamas la Palestina è una sola, e cioè che hanno capito perfettamente che se non si desertifica la Palestina non si sconfigge Hamas. E il non poterlo dire esplicitamente, perché c'è questa sorta di remora per cui l'opinione pubblica poi alla fine si indigna. Cioè, io quando leggo che c'è qualcuno che arriva a pensare che non si debba giocare Italia-Israele di pallone, appunto, perché divento una bestia. Cioè, quando sento dire boicottate le case farmaceutiche israeliane, da cui dipendono alcuni dei farmaci salvavita somministrati negli ospedali italiani, divento pazzo, capito? c'era anche il professore lì Allora, dell'università siciliana che sì, ma esplicitamente... la mia ex università, l'Università di Pisa, che interrompe i rapporti con l'università israeliane, cioè l'università che ha dato i natali a Galileo Galilei. Cioè, non so se è chiaro. L'università dove quando tu sei matricola ti vai a, tra virgolette, battezzare nella chiesa di Santo Stefano, dove ci sono le bandiere delle galee cristiane che sono battute a Lepanto. Cioè, io vorrei lanciare a questa radio, ma non ce lo faranno fare, un referendum per dichiarare il 7 ottobre, che è il giorno della battaglia di Lepanto, festa nazionale. 7 ottobre, che è anche il giorno che hanno scelto quelli di Hamas Esatto. no? Non a caso. Esatto, ma io con la doppia valenza, capito? Certo. Io finirà che scrivo un editoriale che sicuramente nessuno mi pubblicherà, ma lo scriverò dicendo il 7 ottobre sia festa nazionale. Per me è una bellissima idea, anche perché va contro quello che tu dicevi prima, che un po' mi inquieta. Su questo ti chiedo una valutazione, Carlo, perché come tu giustamente notavi, ma credo lo possano verificare tutti, esiste anche a destra, chiamiamola così per capirci, a destra la politica, la destra giornalistica, insomma la non sinistra, per meglio dire, anche non a sinistra, esiste, diciamo così, questo pensiero per cui ma gli israeliani hanno ecceduto, stanno eccedendo, stanno facendo un massacro, stanno facendo un genocidio. Da lì al genocidio ci corre pochissimo, no? Ci corre molto poco. E comunque, diciamo... Io stamattina ho fatto un lisce busso a un sedicente lettore che mi scrive: lei difende il genocidio israeliano? E l'ho aperto in due, gli ho detto: ma genocidio di che? Ma lei ha senso, lo conosce il significato delle parole? Cioè, ma secondo lei gli israeliani stanno operando per strappare dal mondo l'etnia palestinese di cui loro sono portatori? Cioè, ma l'avete mai visto un palestinese accanto ad un ebreo vero? Sono gemelli. Perché il popolo palestinese non esiste. Appunto. Come non esiste lo Stato di Palestina, non esiste il popolo palestinese.
quelle erano tutte tribù giudaiche che i romani colonizzano e trasformano il regno. Gli viene nella testa alla gente che chi abitava quelle terre, che sia la Galilea, che sia la Giudea, che sia la Palestina, sono tutti dello stesso ceppo etnico, gli viene nella testa, sì o no? E che la parola genocidio significa, peraltro utilizzata per la prima volta per identificare lo sterminio degli armeni perpetrato dalla Turchia, che noi abbiamo ammesso nella NATO e che teniamo all'interno del consesso dei paesi europei e alla quale affidiamo le trattative di pace fra Ucraina e Russia, la quale contemporaneamente arma Hamas e Fatah insieme al Qatar, che sono gli armatori veri della flottiglia che si sta muovendo verso Gaza. La parola genocidio fu coniata per quella ragione lì, cioè sterminare un popolo in quanto tale. Non c'è nessun israeliano, nemmeno quel porco di Bibi Netanyahu, che pensa che i palestinesi debbano essere sterminati in quanto palestinesi. Gli fanno la guerra in quanto complici, conniventi o potenziali terroristi, come dimostra il sito che ci hai fatto vedere, dove ci sono dei terroristi travestiti da giornalisti. Punto. Questa è la verità dei fatti. Ecco, a proposito della Mi flottiglia, sono accalorato, ma non gliela no, ma faccio più. figurati, ma a proposito della flottiglia, Carlo, c'è un'altra cosa da dire, che il nobilissimo intento, no, così dichiarato, di portare medicinali, cibo, eccetera, eccetera, che cos'è se non un favore a questi soggetti qua che abbiamo fatto vedere prima di Hamas? Perché poi se ne impadroniscono loro e la gestiscono loro secondo criteri mafioso affiliatori. Cioè, Scusa, io ti è do un il cibo rapporto. se te mi supporti a me. Allora, che senso Allora, ha portare roba nelle mani di questo gruppo no, terroristico? scusami, fammi dire. Allora, si è detto che la signora, quella lì, come si chiama, la portavoce della Palestina, l'inviata dell'ONU, no? L'albanese, è la nuova Madonna Pellegrina, no? Sì, Con una Francesca differenza Albanese. che Maria di Nazareth era nata a Betlemme, che è Galilea, e quindi non manco palestinese, però lei cerca di diventare la Madonna dei palestinesi, l'albanese. Dice sempre l'ONU è il contesto. Bene, all'ONU sono successe due cose, di cui non trovi traccia su nessun giornale. Mustafa, che è il portavoce diplomatico dell'autorità nazionale palestinese, è andato all'Assemblea delle Nazioni Unite dicendo: in accordo con la Lega Araba, prego l'ONU di fare in modo che Hamas deponga le armi e lasci la Palestina. I paesi della Lega Araba, 24 paesi musulmani, hanno detto: se Hamas non depone le armi, in Palestina non c'è pace. Noi vogliamo bonificare da Hezbollah, da Al-Fatah e da Hamas il Medio Oriente. Hanno cacciato dalla Lega Araba l'Iran. L'hai letto da qualche parte? Non l'ha scritto nessuno. Seconda cosa, l'ONU ha un rapporto certificato che dice il 90% degli aiuti alimentari arrivati a Gaza sono stati rivenduti al mercato nero da Hamas. C'è bisogno di qualcos'altro? Appunto, a me sembra evidente, come mi sembra evidente da un punto di vista politico, ma non so, anche su questo chiedo la tua opinione, una cosa che io reputo molto semplice da capire. Allora, tu hai un cancro mafioso terroristico che si è impadronito dal lontano 2005 in maniera sempre più pervasiva di quello che doveva essere un esperimento di democrazia e di libertà. No? Sharon più o meno torto collo, però alla fine ci ha puntato su questa opzione. Nel 2005 libera Gaza e la dà in gestione ai palestinesi sostanzialmente, no? Che non esistono, come dicevi tu prima, insomma, che per capirci, a quelli lì,
che sono i palestinesi. Agli abitanti della striscia Agli di Gaza. abitanti della striscia di Gaza. Benissimo, cosa ne è venuto fuori? Che questi hanno preparato in questi anni soltanto ciò per cui, tra l'altro in maniera chiara, limpida, lo hanno sempre dichiarato, si battono, no? La distruzione e l'eliminazione di Israele. Punto. Questo è l'obiettivo finale. Anzi, se vogliamo essere precisi, non è solo quello, perché dopo gli israeliani tocca agli altri, no? In un'ottica puramente coranica di umma, eccetera, eccetera, che a noi potrà sembrare assurda, ridicola, tutto quello che vogliamo, ma quella è. Però, e la dichiarano pure, lo scrivono, lo dichiarano, lo ribadiscono. Sono coerenti, cioè non è da No, dire quindi, non è che non è allora, possibile di fronte a una scriverlo, roba del genere, è come, fammi fare un paragone forse stupido, è come se io dicessi a te, Carlo, io ti voglio ammazzare, ti voglio uccidere, ti voglio eliminare, ti voglio distruggere. E tu mi rispondessi, ma dai, sediamoci un attimo al tavolo e parliamo un po', facciamo la pace, no? Allora, se tu dopo 20 anni, dal 2005 a oggi, hai avuto la controprova matematica che quello ti vuole distruggere, si è organizzato solo non per fare un esperimento democratico, per arrivare ai 2 stati, alle democrazie, o comunque anche a uno Stato, non gliene frega niente dello Stato, devono distruggerne un altro che è Israele. Hanno scavato i cunicoli, si sono armati ma l'hanno scritto in Costituzione. e ce l'hanno scritto appunto, ce l'hanno scritto a chiare lettere nella loro Costituzione. Il loro fine è quello lì. Allora, scusami, se io sono uno che subisce il 7 ottobre, come l'hanno subito gli israeliani, e faccio il primo ministro, cosa mi metto in testa? Quella roba lì la devo estirpare, la devo distruggere, perché altrimenti un domani questi me la rifanno, una roba del genere. Posso fare una domanda? Che potrei rivolgere anche al ministro degli esteri italiano, dottor Antonio Tajani, che dice che siamo pronti a riconoscere la Palestina. Ma cosa ci voleva l'8 ottobre? Organizzare una forza di interposizione, andare in Palestina e dire agli israeliani fermi, ci pensiamo noi. Era complicato? Perché, sai, l'indignazione postuma, Certo. rimuovendo quello che è successo il 7 ottobre, è semplice, ma noi continuiamo a far finta che il mondo ce l'abbia con noi. No, non è che il mondo ce l'ha con noi, siamo noi che siamo incapaci di trovare un posto nel mondo. Perché sai, quando sento Macron che dice ma è eccessivo, no, caro Macron, tu sei presidente della Repubblica Francese, da cui c'è un costante esodo di ebrei che si sentono insicuri nelle banlieue, perché avendo tu appaltato le banlieue agli islamici, questi fanno la caccia all'ebreo. È vero o dico cose che non sono vere? I tedeschi, che fanno tanto i puri, dovrebbero sapere che laddove la AfD, che peraltro non stanno simpatici per altri motivi, si apprezza, gli ebrei scappano. Vi è chiaro o non vi è chiaro che lo Stato di Israele è l'unico luogo dove una persona di religione ebraica oggi in Occidente, a parte gli Stati Uniti d'America, può andarsi a rifugiare perché tutti i governi dell'Europa non garantiscono la sicurezza degli ebrei? Ma quando tu in Italia ti senti dire dagli albergatori trentini, come è successo, non accettiamo gli ebrei, ma è concepibile? E poi mi racconti che però lo fai perché a Gaza c'è il genocidio, che tu, Europa, non hai fatto nulla, ammesso in un concesso che ci sia, per impedire. Da questo cortocircuito bisogna uscirci. Ma guarda che è la stessa cosa che leggevo stamattina su tutti i giornali, Ecco. tutti indignati perché Putin e Xi Jinping ecco, lì volevo anche arrivare. si mettono d'accordo. Domanda: ma quando tu gli hai allargato la NATO fin dentro casa, quando hai avuto una politica espansionistica dell'Europa che ha imbarcato la qualunque, quando hai consentito alla Finlandia, che aveva
dalla seconda guerra mondiale una condizione di neutralità proprio perché si era ritenuto che anche dopo la caduta del muro di Berlino si dovesse assicurare delle aree cuscinetto alla Russia. Hai fatto tutto questo. Ti sei dimenticato che nel 2014, dopo Maidan, che abbiamo scoperto essere stata spilotata per fare fuori Prokashenko, sei stata zitta, praticamente hai portato Putin in braccio a Xi e oggi ti meravigli? Ma io me lo ricordo, sai, i fischi a Berlusconi a Reti Unificate quando a Pratica di Mare ha tentato in tutti i modi di tenere Putin agganciato al consesso europeo. Oggi però si meravigliano che la Russia, insieme alla Cina, insieme all'India, altro paese del quale nessuno parla. Ecco, appunto, perché lì i tre, Xi, Putin, Modi, hanno praticamente detto a tutti noi: non siete più voi che comandate, o sbaglio? Esatto. E attenzione, India, Cina, Russia, se ci aggiungiamo poi anche gli altri, i 10 dello SCO, no? Quelli che si sono trovati a Shanghai, e che sono Iran, Bielorussia, Kazakistan, eccetera, eccetera, fanno il 40% il 40% della popolazione mondiale, ma ben di più in termini di risorse geostrategiche. Sì, ma quella roba lì vale già oggi il 32% del PIL mondiale. E 4 potenze nucleari nel gruppo. 4 potenze nucleari. Noi facciamo gli schizzinosi, capito? Cioè siamo qui a dire, vabbè, ma che cattivi, come che cattivi? Ma che hai fatto tu? Ma scusa, ma quando Romano Prodi nel 2000 apre le porte alla Cina incondizionatamente, quando nel 2001 Bill Clinton, evidentemente annebbiato dalle pratiche della Levinsky che gli gattonava sotto lo studio ovale, fa entrare la Cina senza condizione nel WTO, convinti che questi rimanevano a essere i nostri, perché questo non va detto questo, perché succede? Perché erano tutti convinti che i cinesi sarebbero stati i nuovi schiavi che producevano a costo zero e consentivano all'Occidente di prosperare come i satrapi della Roma del tardo impero sul lavoro altrui. A un certo punto al cinese gli è girato le palle e ha detto: sai che nova c'è? Io non faccio il manovale per te, ti invado con le merci a basso costo. Gli hai messo i dazi etici? Gli hai messo i dazi ambientali? No, non abbiamo fatto tutto questo, ma la signora von der Leyen con quel cretino di Franz Timmermans hanno inventato il Green Deal, mettendo agli europei i dazi ambientali che non mettono alla Cina, la quale Cina oggi non è neanche più lei la fabbrica del mondo, perché la fabbrica dei cinesi è diventato il Vietnam, è diventata la Corea del Nord, è diventato l'Afghanistan, è diventato il Laos, che vivono in subappalto dei cinesi. Io sono reduce da un viaggio in Corea del Sud e i coreani del Sud sono terrorizzati da questa roba, nonostante siano un popolo con una capacità produttiva straordinaria. E il giorno dell'indipendenza a Seul la gente sfilava con la bandiera coreana e con la bandiera americana, mentre noi facciamo i fichi con i distinguo con Trump, capito? Perché hanno ben chiaro che a 40 km da Seul c'è la zona cuscinetto che li separa da Kim Jong-un, il quale ha puntato le sue 5-6 testate nucleari sul cuore di Seul. Vabbè. Allora bisogna considerarlo il mondo, non fare come la signora von der Leyen che ha detto che mandiamo i militari in Ucraina. I militari di chi? Appunto. Reclutati da chi? Addestrati da chi? Per andare a fare che cosa? Con quale regola di ingaggio? Con quale mandato politico? Con quale missione? Lo capisci che è tutto un bla bla spaventosamente autoriferito
mentre il mondo va in tutt'altra direzione e noi ne risulteremo schiacciati e sconfitti. Però io ho la sensazione pure, in questo quadro che tu hai così chiarissimamente delineato, che quello che quelli di Hamas e i loro amici capiscono è che l'Europa è terra nostra, dicono loro. Mi sembra chiaro, Ma no? lo sanno, l'hanno detto dal 680 dopo Cristo, quando Maometto ha pubblicato il Corano. Ma un'altra Cioè, cosa, ma ci chiaro Carlo, nel Corano allora, che il loro facciamo scopo è... Facciamo Vai, adesso una piccola pausa, vai. sempre con il nostro bel calendario musicale in mano perché ci terrà compagnia anche per il resto dell'anno, non solo per agosto. Allora, era mercoledì 3 settembre, come oggi, ma del 1966, quando il cantautore scozzese Donovan raggiunse il primo posto in classifica con Sunshine Superman, inizio della rivoluzione psichedelica nella musica. Poi parliamo di un'altra rivoluzione, quella a cui abbiamo accennato prima, ma volevo un tuo commento su un paio di immagini, come si dice oggi, veramente iconiche, ma che la dicono lunga in termini politici e geopolitici. Tra poco, pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sunshine came softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've changed my ways. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style. 'Cause I've made my mind up, you're going to be mine. I'll tell you right now, ain't a trick in a book, and a baby, all that I can find. Everybody's hustling just to have a little scene. When I say we'll be cool, I think that you know what I mean. We stood on a beach at sunset. Do you remember when? I know a beach where, baby, it never ends. When you've made your mind up forever to be mine, I'll pick up your hand and slowly blow your little mind. 'Cause I've made my mind up. Bene, lasciamo l'LSD qui sul tavolo, ma questa qui se la ricordavano tutti, questo pezzo di Donovan, Sunshine Superman. Carlo, torniamo, dicevo, a un paio di immagini iconiche, come si dice oggi, però molto eloquenti. E poi ti faccio una domanda sulla base di queste immagini, no? Abbiamo visto un po' tutti, credo, Putin con Modi sulla limousine, sulla Aurus Senat presidenziale del presidente russo, no? E poi mano nella mano, niente po' di meno. Però non reputi che sia stato un grosso errore, in questo caso non solo dell'Europa, perché l'Europa non ci arriva neanche ai confini di casa sua, figuriamoci all'India, no? Ma anche da parte dell'amministrazione americana di Trump, lasciare che questo avvenisse, che mano nella mano ci finissero l'India e la Russia. Anche perché forse la partita indo-pakistana da parte di Trump non è stata giocata con grandissimo acume, o sbaglio? E quindi, diciamo così, ha umiliato in qualche modo, ha super daziato anche l'India, e l'India ha detto: sai che c'è, a me dei tuoi dazi me ne frega poco perché sono amico di Putin. Sbaglio? Ho detto qualche stupidaggine? Assolutamente vero. Devo dire che però la sottovalutazione dell'India non comincia con Trump, il quale non capisce granché di politica estera, diciamoci la verità, ma è convinto che che i dazi siano l'arma per piegare gli altri. In realtà gli altri, siccome il mondo è molto grande, non è che serve solo l'America. No, perché Allora, dazia, ma se io mi rivolgo poi al signor Putin, quello gode. Allora, l'errore grande che sta compiendo Trump, sai qual è? È che non, come posso dirti, non
dosa i dazi. Tu puoi mettere un dazio del 100% ai cinesi dicendo non devi venire a vendere la roba a me, ma poi devi mettere i dazi sotto zero all'India. Perché? Perché in quella maniera tu impedisci che si stabilisca un altro mercato parallelo al tuo, che è quello che stanno facendo, che hanno di fatto sancito a Taicin, che ti esclude. Quindi quell'errore che tu dici è perfettamente vero, però l'errore Aspetta, t'ho perso. Eccoci, sì, ci siamo. Però l'errore più grosso rispetto all'India è di non capire la mentalità indiana, che è una mentalità dove la menzogna è la verità. Te lo ricordi il vecchio paradosso, no? Che si diceva tutte le cose che ti ho detto sono vere, tutte le cose che ti ho detto sono false, nel senso che si può tranquillamente affermare che una cosa è vera quando in realtà è falsa, e si può affermare che è falsa anche se è vera, no? Ecco, il modo di condurre l'esistenza di un indiano è esattamente questo. E Modi, da quando è al potere, faccio presente che governa 1.600.000.000 di persone, a occhio, fa questo gioco. Tant'è vero che ha cercato di esportare ovunque e di importare solo dai paesi amici. Noi non teniamo conto dell'India, ma l'India è diventata di fatto già la quarta economia mondiale. E se tu metti insieme Cina-India nella capacità manifatturiera e consenti che la Russia gli faccia il piano di energia, tu hai perso, non c'è niente da fare. Questa è la situazione. Capito? A me piacerebbe che qualcuno leggesse la sura XXX, la sura numero 30. Che dice? Che dice: sono stati sconfitti i romani nel paese limitrofo, ma poi dopo essere stati vinti saranno vincitori. Tra meno di 10 anni appartiene ad Allah il destino del passato e del futuro, e in quel giorno i credenti si rallegreranno nell'aiuto di Allah. Egli aiuta chi vuole, egli è l'eccelso, il misericordioso. Promessa di Allah, non manca mai la sua promessa, ma la maggior parte degli uomini non sa e si conoscono solo l'apparenza della vita terrena e non si curano affatto dell'altra vita. Ma se vai avanti, a un certo punto ti dirà che Allah, il misericordioso, verrà a separare i miscredenti dai credenti. E in giorno in cui giungerà l'ora, in quel giorno verranno separati. Coloro che avranno creduto e compiuto il bene gioiranno in un prato fiorito, mentre coloro che saranno stati miscredenti e avranno tacciato di menzogna i nostri segni e l'incontro nell'altra vita saranno condotti al castigo. Rendete gloria ad Allah alla sera e al mattino. Questa roba qui la metti in mano ad un imam, quello ti dice che la condanna di Allah va eseguita non nell'altro mondo, ma in questo mondo. Volete, c'è bisogno di qualche altro più esplicito? No, Carlo, Io vorrei che voi mi trovaste nei Vangeli, nella Bibbia e nella Torah un versetto in cui si dice che i miscredenti saranno sterminati. Se lo trovate, vi pago da bere. Beh, lì ce ne sono tanti nel Corano, ce ne sono tanti, devo dire la verità. E oltretutto vale il discorso di Hamas. Il Corano è un testo chiaro, è un testo che da un punto di vista politico più che religioso è chiarissimo. Perché io non parlo di religione quando leggo il Corano, ho in mente una scena politica e militare, Certo. no? Certo. Sbaglio? Sbaglio, perché di religioso c'è quello che è venuto prima, perché il Corano è un ricicciare della Bibbia e dei Vangeli che erano storicamente antecedenti. Poi
poi diciamo così riassunti con la nuova divinità. Ma siccome la nuova divinità deve farsi strada, deve conquistare territori, credenti, eccetera, con la spada fondamentalmente. Quindi è un testo politico-militare. O sbaglio? Esatto. No, è vero. Di teologico non c'è nulla. Di teologico c'è quello che hanno prodotto prima, ebrei e cristiani. Teologico c'è la copiatura abbastanza maldestra del Vangelo e in parte della Torah. E c'è un Dio al quale devi sottometterti, punto e basta. Perché se tu non ti sottometti non puoi fare il militare fedele, no? È evidente. Però il rendere grazie a Dio significa versare il sangue degli infedeli. Appunto. Non so se è chiaro. Cioè, non lo so io. Però noi stiamo marciando con la flottiglia pagata dal Qatar e dalla Turchia in nome della libertà. Allora Carlo, ti volevo chiedere ancora, faccio un piccolo passo indietro, cosa hai trovato di interessante nella rassegna stampa di oggi? Ma fatta questa discussione, poi tocchiamo gli altri argomenti, io apro anche le linee, perché chi vuole intervenire può farlo nel momento in cui desidera, allo 02 92 94 7222, e poi potete scrivere i vostri messaggi o mandare gli audiomessaggi via WhatsApp al 340 6709 659. C'è un ascoltatore che mi fa una domanda surreale, Carlo, ma in uno Stato democratico come Israele non sarebbe giusto permettere ai presunti giornalisti di difendersi in tribunale piuttosto di condannarli a morte senza processo? A parte il fatto che in Israele non c'è la pena di morte, se non per casi rarissimi, casi militari. Ma questi qui che sono stati colpiti erano militanti di Hamas, non giornalisti, come documentava il sito che vi ho detto all'inizio, no? Non credo che ci sia da discutere molto, Carlo, su questo punto. No, sì, ma io rimango basito di fronte a queste affermazioni, cioè, capito? Perché non le puoi, cioè non c'è un altro modo di confutarle. Cioè, se a fronte della verità sostanziale dei fatti, ciò che prevale è l'opinione infondata, tu che armi hai per convincerli? Cioè, come fai a dire a qualcuno che le spie sarebbe come negare che negli anni della guerra fredda c'era un partito comunista italiano che aveva dei giornalisti accreditati come tali, russi, che erano delle spie sovietiche. Ma lo sapevano tutti. Cioè, uno perché non si legge gli atti della commissione Mitrokhin e dice: ma se era vero in Occidente, figurati se non è vero in Palestina. Però come fai a convincere? Non c'è un modo per convincerli. Capito? Sì, come Li processi per cosa? Li processi per cosa? Allora uno ti sta sparando in faccia e tu lo processi. Vabbè, comunque. Aspetta un attimo. Allora, c'è poi un altro messaggio. Domanda. È stata approvata una risoluzione del Parlamento europeo che dice Hamas liberi gli ostaggi? È stata approvata? No. Allora, però facciamolo. Ti giro anche un altro quesito, Cesare, ma perché Israele non fa entrare i giornalisti a Gaza? Si potrebbero smascherare le molte menzogne dei giornali occidentali, le bugie hanno le gambe corte. Perché se i giornalisti entrano a Gaza non ci rimane, il pezzo più grosso rimane un orecchio. Allora, un altro audiomessaggio, poi le linee le apriamo adesso, 02 92 94 7222 per chi vuole intervenire. Sentiamo l'audiomessaggio al 340 6709 659. Giulio, buongiorno Carlo. A proposito del Corano, io l'ho letto 3 volte, Giulio ce l'ho letto per radio, volevo darvi un aneddoto. Il profeta, che Dio l'abbia in gloria, bla bla bla, aveva una colomba ammaestrata che gli doveva mangiare i semi nell'orecchio, e lui, quando di fronte alle persone riceveva questa colomba che veniva rilasciata dal frate suo consigliere, non mi ricordo, si chiamava Giacomo, diceva che era Allah che gli parlava e lui poteva dire qualsiasi cosa. È bellissimo, documentato, è un libro scritto sul confronto fra Gesù e Maometto, è bellissimo, una cosa da leggere assolutamente. Grazie.
Ecco, no, io ecco, torno Carlo a ribadire che secondo me il Corano noi l'abbiamo sempre considerato un testo religioso, sbagliando, perché quando io me lo son letto, l'ho letto come, ripeto, come un testo politico-militare. In quel caso lì ha un valore, è interessante. Dal punto di vista religioso, a parte che è una ripetizione costante per sure, delle stesse menate, cioè è un noioso alla morte da quel punto di vista. Beh, Dal non ho mai visto un islamico particolarmente ilare, la satira non è a me. No, ma poi è una roba, cioè tu trovi ripetute 50 volte le stesse cose, gli stessi episodi in sure diverse. Quello che conta lì è il messaggio, ripeto, politico-militare. Lì dovremmo essere attenti a leggerlo per come si deve, non cercando i sufi e tutte queste scemate mistiche che sono solo, diciamo, dei cascami, delle propaggini inconsistenti rispetto al messaggio centrale, no? Perché i sufi erano malvisti anche, tra l'altro. Quindi le correnti mistiche lì sono del tutto eterodosse e del tutto marginali, non c'entrano nulla. Non mi puoi fare alla buttafuoco dire che c'è per i sufi. I sufi non rappresentano l'Islam e il Corano. I sufi sono un'altra roba. Per cui non mi devi venire a vendere una cosa che non conta nulla come se fosse l'essenza. Allora, tu hai citato Buttafuoco, fammi fare una chiosa. Buttafuoco è siciliano, convinto che la Sicilia sia l'Eden. Ovviamente la Sicilia ha avuto dalla civiltà araba degli apporti molto significativi e importanti, ma che cosa puoi fare tu in un contesto di intellettuali che guardano al mondo anglosassone, che parlano inglese, che per distinguerti devi dire che sei amico degli arabi? Ecco, ma a Buttafuoco non gliene frega assolutamente nulla, perché siamo allo spot della vecchia Lancia Y, te lo ricordi? Che piace alla gente che piace, tutto lì. Ecco, c'è Raul che ci scrive da Cesano: ora non posso perché sto lavorando, non ho il tempo, però mi riprometto di mandarvi qualche versetto della Bibbia particolarmente gustoso. Io non vedo differenza col Corano, scrive Raul. E allora o hai letto male uno o l'altro o tutti e due, secondo me. Comunque, cosa dici tu, Carlo? Secondo me sì, però vabbè, che cosa ci manda? Ma mandaci qualcosa, Raul, quando potrai. Non è che nella Bibbia non c'è però violenza. A me, sai Carlo, di tutti questi messaggi, no scusami Carlo, non volevo interromperti, prego. No, vi volevo semplicemente dire che non è che nella Bibbia non c'è violenza, non c'è scritto che bisogna ammazzare gli infedeli, perché la Bibbia non contempla gli infedeli, non so se ti è chiaro. Sì, infatti. Quello che però a me mi colpisce di tutto questo è che c'è un ampio strato di persone, cioè c'è come una specie di subcultura diffusa in tutti gli strati, che è un terreno fertilissimo per questi qua. Torno a ribadirlo, a me mi spaventano questi qua, perché abbiamo di fianco a noi gente che domani si piegherà verso la Mecca, ma nostri, capito? Nostri concittadini. Sì, ma infatti. Allora abbiamo una telefonata, forse due, allo 02 92 94 7222. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, prego. Sì, buongiorno. Volevo porvi questo quesito. Volevo sapere che cosa ne pensate a livello mediatico dell'uso che si fa dei bambini per quanto riguarda Gaza e per quanto riguarda l'Ucraina. E niente, tutto lì. Un vostro pensiero. Grazie e buona giornata. Buona giornata. C'è un'altra telefonata che passiamo subito. Pronto? Pronto, sono io, buongiorno. Sì, buongiorno. Salve, volevo dire, no? Anche nei cambi, come si fa a confutare quello che dicono sta gente che leggono certe cose, ci sono sui social, addirittura l'altro giorno ero al bar in paese, mi hanno aggredito in 50 perché difendevo Israele, no? Che dicono che il 7 ottobre è stato un complotto del Mossad, che hanno spostato l'esercito, che hanno tirato via i cosi, che lo sono stati loro a sponsorizzare l'attacco del 7 ottobre. Cioè cose fuori di testa che leggono sui social, ma sono come ipnotizzati, sono come ipnotizzati. Io ho provato a spiegargli, ma non ti ascoltano proprio, non c'è niente da fare, sono come ipnotizzati. E io ringrazio Grazie. per questa telefonata che è raggelante, ma è vera, cioè quello che si respira in giro, c'è poco da fare in qualunque bar, quello è il dramma. Per quello dicevo, siamo già pronti a mettere il tappetino e a chinarci verso la Mecca. Ci sono altre due telefonate, 02 92 94 7222, ma poi lo spazio per le risposte. Pronto? Buongiorno dal Veneto, Antonello. Buongiorno.
ci rendiamo conto che molte persone non vogliono approfondire l'argomento, per esempio, dell'islamismo, perché si deve sapere che intanto il Corano consiste di 114 sure, ovvero capitoli che sono anche un po' come quelli della Bibbia. E poi, esaminando un attimino il Corano, che cosa osserviamo? Che a differenza della Bibbia, Mosè e Gesù Cristo, quando sono venuti sulla terra, hanno dimostrato il loro invio divino con miracoli e portenti, cosa che non ha fatto assolutamente Maometto. Allora, la fermo Maometto subito non perché ci noi sono non è che prove vogliamo aprire qui, soprannaturali. mi perdoni, io apprezzo il suo intervento, però non è che possiamo aprire qui una dotta disquisizione, diciamo, di carattere teologico affine. Quello che mi sembra chiaro anche dal suo discorso, allora, Maometto è un leader politico-militare, perché altrimenti non passava per le spade come primo gesto tot ebrei, per dare la dimostrazione di quello che doveva essere il percorso, no? Questo è chiaro, è lì il punto chiave. Per cui la ringrazio, però siccome le telefonate incalzano, passiamo altre due, però poi la parola a Carlo, e c'è anche un ascoltatore che ci chiede appunto, ma che fine ha fatto il Qatar Gate, a proposito del Qatar che citavamo prima con la flottiglia? Due telefonate ancora, poi ci fermiamo un attimo però, regia. Pronto? Sì, pronto, Buongiorno. buongiorno. Volevo dire appunto al signor Candi, buongiorno signor Candi, sono contenta che anche lei adesso comincia a cambiare idea sull'operazione speciale russa che sta facendo Putin e sul motivo per cui ha fatto questo. Davvero, no, sono molto molto contenta perché adesso si capiscono tante cose. Volevo rispondere all'ascoltatore che ha detto la differenza fra i bambini l'uso strumentale dei bambini di Gaza e dei bambini ucraini. Allora, la differenza con la Russia è che Putin ha fermato il traffico mondiale che c'era in Ucraina con la sua operazione speciale di bambini, soprattutto di esseri umani, ma soprattutto di bambini che venivano sfruttati, uccisi e sappiamo cosa, da potenze e da star, VIP, eccetera, che hanno questo è un traffico di esseri umani, di bambini, mondiale che Trump e Putin stanno sgominando, mentre per quanto riguarda il discorso dell'uso dei bambini in Palestina, allora i bambini sono sempre innocenti, sia che siano palestinesi, sia che siano russi, sia che siano ucraini, sia che siano sudanesi, eccetera. I bambini non vanno strumentati, ma la differenza, e non vanno soprattutto andiamo al uccisi. dunque, signora. Okay. Il dunque è che la differenza che in Palestina muoiono per mano militare, Putin li sta liberando dal traffico di esseri umani. Grazie, buona giornata. Bene, allora, santo Putin e abbasso gli ebrei, per farla corta. Carlo? Che te devo dire? Questo guarda che è uno specchio comunque della realtà, come il signore che diceva prima al bar sono tutti convinti, no, che il 7 ottobre se lo sono autocomplottati gli israeliani. Allora, È uno signora specchio mia, terrificante, ma vero, della realtà che abbiamo intorno. Quindi realisticamente noi dobbiamo tenere conto di queste robe qua. allora, signora mia, non è stata molto attenta in quello che io ho scritto e detto in questi anni. Io sono stato cacciato da Di Martedì per aver osato dire che l'Ucraina non deve entrare nell'Unione Europea perché ha un livello di corruzione spaventoso. Quanto ai bambini, sono stato il No, primo a Carlo, scrivere. perdonami, questa cosa qui l'hai detta anche nelle nostre trasmissioni, ma cioè anni fa. Sono stato il primo a scrivere che sotto i bombardamenti russi c'erano 15.000 bambini concepiti in gestazione per altri perché le condizioni economiche delle donne ucraine sono talmente basse che vengono sfruttate dagli intellò dell'Occidente come fattrici di bambini e che siccome è causa di guerra non potevano essere più smerciati questi bambini perché la consegna non avveniva, questi bambini sarebbero stati sacrificati. Quanto al perché si usano i bambini è molto semplice, perché i bambini fanno scena. Ma la domanda è, quei bambini israeliani che sono stati squartati, con le cui teste i militari di Hamas hanno giocato a calcio, non valgono nulla?
e sul resto, francamente, mi taccio. Qatargate, quello sì, però un paio di paroline. L'inchiesta va avanti, so che Moretti e l'altra, non mi ricordo mai, e Gualmini hanno chiesto di non venire, che non gli venga revocata l'immunità parlamentare, mentre il Parlamento europeo è orientato a revocarla. Insomma, più o meno sono sulla stessa barca della Salis. Però sono inchieste che vanno avanti molto lentamente. Peraltro, come sapete, la stessa inchiesta che va avanti per quel che riguarda i pizzini della von der Leyen sulla Pfizer, hanno detto vabbè sì, allora che volete, noi facciamo come ci pare ai giudici. Più o meno questo è il clima che si respira nella democratica Unione Europea a Strasburgo e a Bruxelles. Questo è quanto. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti con 2 telefonate e X messaggi audio e scritti via WhatsApp, dei quali però poi li mandiamo in onda e diamo conto. Sentiamo le 2 telefonate in attesa. Pronto? Pronto? Buongiorno a tutti e due, Elisetta. Buongiorno. Allora, io però volevo parlare di queste 2 guerre che non finiscono più secondo la sottoscritta. Posso? Prego. Perché secondo me Netanyahu e a Putin conviene la guerra e non la pace. Allora, Netanyahu e Putin non hanno alcun interesse a far finire la guerra in cui hanno impegnato i loro paesi, secondo me sempre. Guardiamo la Russia. Gli ordini, mi sembra, di mezzi e materiali militari hanno sostenuto in questi anni il sistema produttivo e i dati sul PIL. E poi è vero che la Russia è un regime ferreo in cui non esiste opposizione né informazione indipendente. E poi aggiungo, anche Netanyahu ha nella guerra il più forte, mi sembra, alleato per la sua permanenza al potere alla guida di Israele. In Israele si dovrebbe votare nel 2026 per il nuovo Parlamento. Netanyahu, ripeto, ha tutto l'interesse ad arrivare a quella data senza fare concessioni ai palestinesi per poter contare sull'appoggio dei, secondo me, sempre dei decisivi partiti degli ebrei ultraortodossi. E loro signori, e la guerra continua. Tutto qua, io vi saluto tutti e 2, buona giornata. A lei c'è l'altra telefonata, poi però mi permetto di dire che non sono per niente d'accordo sulla sua lettura dei fatti. Comunque, dei fatti e non delle opinioni. Comunque, l'altra chiamata, la seconda, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Scusate la seconda chiamata perché io ho chiamato pochi minuti fa, sono Gianni da Roma. Sì. Volevo fare prima di tutto i complimenti al signor Campi perché ha capito qual era la mia domanda quando io ho parlato di effetto mediatico dell'uso dei bambini, non dei bambini come... Io parlo delle televisioni italiane, come usano i bambini. E un'ultima cosa, la signora che diceva che i bambini sono tutti uguali è verissimo, però attenzione, io so che in Israele quando sono le 8 di mattina i bambini gli si alza il braccio, gli si mette il libro sotto l'ascella e si manda a scuola. Ci sono miliardi di video di alcuni bambini, diciamo fino a 11-12 anni, che gli si mette un mitra sotto il braccio e si spara le sagome con scritto ebreo devi morire. Ci sono i video per questo, buona giornata. Carlo. Non ho nulla da aggiungere a questa telefonata. Non sono d'accordo sulla lettura di Lisetta per quel che riguarda la guerra. Secondo me chi ha convenienza a continuare la guerra in Ucraina è Macron e la von der Leyen. Anche secondo me. Che non vogliono assolutamente la pace. Faccio notare che 2 giorni fa tutti hanno detto l'aereo della von der Leyen deviato dai russi. È la stessa storia del gasdotto. Del gasdotto, tant'è vero che non lo dico io, che posso essere come dire accusato di dietrologia. Tutti i giornali cominciano a domandarsi: ma forse non è andata proprio così. Quanto a Netanyahu non ha un interesse a continuare la guerra con la Palestina, a parte che non è solo lui, ma come giustamente diceva Lisetta, ci sono dietro i movimenti ultraortodossi che sono particolarmente accaniti nel perseguire la pulizia della Palestina dai terroristi, ma l'interesse dovrebbe essere, ho letto un manifesto da qualche parte,
che dice gli israeliani stanno facendo per conto dell'Occidente il lavoro sporco di regolare i conti col terrorismo islamico. Ecco, lei è proprio sicura, cara Lisetta, che sotto sotto a incoraggiare Netanyahu a continuare questa guerra non ci siano coloro i quali vogliono eliminare del tutto dal consesso del mondo il regime degli ayatollah libanesi, Hezbollah e Al-Fatah, cioè gli altri gruppi terroristici? Lei è del tutto convinto che qualcuno della Lega Araba non sia a fianco in maniera nascosta di Netanyahu per regolare i conti fra sciiti e sunniti? No, poi mi aggiungo, Carlo, non so se sei d'accordo, ma questi due paesi, Russia e Israele, avrebbero tutto da guadagnare da un regime di pace e di commercio internazionale, perché la Russia ha materie prime infinite e Israele ha una capacità economica e tecnologica e innovativa straordinaria per un piccolo popolo, non gliene frega, non ha bisogno dell'economia di guerra. Quindi, anzi, avrebbe tutto da guadagnare da un'economia di prospero commercio mondiale, come del resto già fa. Se vuoi il mio parere, sono convinto che il re di Giordania sia molto contento di quello che sta facendo Netanyahu. Appunto. Allora, abbiamo la pausa musicale prima e poi il nostro amico Acerbis, il nostro comune amico Acerbis, ma comunque prima facciamo in tempo ad ascoltare anche una cosetta bella, molto bella. Mercoledì 3 settembre del 1695, nella adoratissima città di Bergamo, Repubblica di Venezia all'epoca, nasceva Pietro Antonio Locatelli, eccelso violinista, compositore, uno dei grandi del violino, di cui ascolteremo un pezzettino del concerto per violino in sol minore, opera 3, numero 6. E sempre viva Bergamo, Berghem. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Prima di lasciarvi alle vacanze del mese di agosto voglio farvi un'offerta davvero straordinaria. Parliamo di GastroFree. GastroFree in questi giorni sta avendo, chiaramente si mangia qualcosa di più, si esagera un pochettino, però GastroFree si usa tutto l'anno, in modo particolare in questo periodo. Perché? Perché GastroFree è una soluzione alla bava di lumaca, uno sciroppo, non ha controindicazioni,
alla bava di lumaca con tutti i principi attivi che ha la bava di lumaca e tutti gli estratti di origine vegetale presenti, quindi un prodotto naturale. Per coloro che soffrono di iperacidità, che soffrono di reflusso gastroesofageo, quando mangi qualcosa ti si gonfia la pancia, quando rinunci a mangiare quella cosa che hai sempre mangiato perché non la digerisci, perché ti svegli di notte e continui a bere, allora provate, perché ormai la cosa è risaputa, è un successo straordinario da 15 anni, GastroFree. Chiamate 030 68 40 408. La bava di lumaca con i suoi principi attivi crea un film bioattivo che blocca l'attacco dell'acidità, neutralizza l'iperacidità, il gonfiore di stomaco, il bruciore di stomaco. Quanto è brutto mangiare un qualcosa e sentirsi quel bruciore alla gola, allo stomaco. Prima di andare a mangiare qualcosa di importante, fate i 3 vasettini, 3,59 euro. Cioè, calcolate che questo è un prodotto che ha un valore commerciale, ma lo sapete, di 35-38 euro uno, 59,3, scadenza deve essere 2 anni e mezzo. Però voi abituatevi, fate un investimento sulla vostra salute in maniera naturale. GastroFree, la nostra soluzione alla bava di lumaca per chi ha il reflusso gastroesofageo, il bruciore di stomaco, l'iperacidità, gonfiore, fa fatica a digerire. Allora, facciamo una bella cosa. Io non posso farlo per tutti perché è un'offerta che non esiste, però se volete ricevere senza pagare il trasporto, quello non lo pagate. 3 flacconi di GastroFree che poi vi tornerà utile anche a settembre, ottobre, 59 euro. Però chiaramente questo vale per le prime 20 telefonate allo 030 68 40 408. Buona estate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci con gli scorretti, con Carlo Cambi e con un sacco di messaggi, Carlo, che adesso ti giro velocemente per poi riaprire le linee. Intanto sentiamo un audiomessaggio delle 11:16. Buongiorno carissimi. Io direi che bisognerebbe leggere, come ho letto, il Corano, bisognerebbe leggere anche il Talmud, e anche la Bibbia e anche i Vangeli, e uno capirebbe che comunque noi siamo fottuti. Buongiorno. Ma complimenti per la sintesi. Allora, c'è un altro ascoltatore, Carlo, che ci scrive: ma vi rendete conto che state dispensando verità assolute tipo lo dice la scienza? E su questo, Carlo, permettimi di essere proprio contrario, perché noi stiamo dispensando delle opinioni non larghissimamente correnti magari, ma supportate da citazioni, dati, fatti. Mi pare? Poi forse mi sbaglio io, Carlo. No, che te posso dire? Allora, sentiamo un altro audiomessaggio. Secondo me anche tutte queste manifestazioni pro-Palm, chissà cosa c'è sotto. Cioè praticamente, secondo me, hanno pensato che è più facile islamizzare l'Italia, per cui anche tutte queste manifestazioni in piazza è un lavaggio del cervello a noi italiani. Piano piano, no, ci convinceranno che l'Islam è bello, che è giusto accoglierlo e insomma tutti questi extracomunitari maschi che ci sono entreranno in guerra contro di noi, ci sarà una specie di guerra civile, ecco, e per cui bisogna fare molta attenzione su questo discorso. Mi meraviglio che l'Unione Europea, anche il nostro governo, non guardi bene a queste cose, non so, insomma. Grazie, Anna Maria da Vicenza. Carlo, a me mi sa che Welbeck ci aveva visto giusto col suo romanzo. Sì. No? Dopo faccio ora a questi signori che dice che spacciamo verità, gli faccio 2 conti in tasca. Vai Carlo. Allora, a parte che c'erano 2 o 3 cosette che mi interessava dirti. Sì. Dalla segna stampa, la prima è questa intervista che Zuppi ha fatto al Corriere della Sera, che è meravigliosa perché praticamente cerca di
farci capire che Leone XIV è la fotocopia di Francesco. È esattamente il contrario, però lui ci crede perché deve mantenere il suo posto al sole. Ci crede La o seconda, vuole che ci crediamo noi? ci crediamo ovviamente. La seconda affermazione, e mi riallaccio a questa ultima telefonata, è che cosa sta succedendo sui mercati e per quel che riguarda il debito. Allora abbiamo due paesi che hanno fatto della migrazione, dell'integrazione, il loro massimo credo, Gran Bretagna e Francia, che stanno con le pezze al culo. Perché? Perché hanno caricato il loro welfare di spese spaventose per l'assistenza e l'accoglienza dei migranti e ora hanno l'impossibilità di fare fronte al debito pubblico. Aggiungo che anche la Germania, che è stata la fautrice di questa accoglienza senza se e senza ma, è in recessione da 3 anni e che l'AfD, partito neonazista, così dicono loro, è ormai stabilmente in testa nei sondaggi. Domanda: ma se le manifestazioni pro-PAL sono tutte per piangere su Gaza, se la flottiglia si muove per portare gli aiuti umanitari ai poveracci della Palestina, se abbiamo bisogno dei quartieri, delle moschee nei quartieri, com'è che poi alla fine i bilanci pubblici esplodono? Com'è che stiamo lavorando? Com'è che le famose risorse che ci dovevano pagare le pensioni sono diventate improvvisamente in Europa un costo? Non vi viene in mente che c'è uno squilibrio piuttosto pesante da questo punto di vista e che dovremmo stare molto attenti al modo in cui noi cadiamo nella rete del luogo comunismo in rapporto a certe spinte? Guardate, da me non sentirete mai dire che sono contrario all'immigrazione. Io sono molto favorevole all'immigrazione, ma a 3 condizioni. Primo, che chi arrivi in maniera regolare. Secondo, che chi arriva si pieghi a leggi che vigono in Italia. Terzo, che chi arrivi per lavorare. Abbiamo la dimostrazione che la Francia e la Gran Bretagna sono in gravissima difficoltà con il bilancio pubblico, prima di tutto a causa delle loro sbagliate politiche migratorie. Ma la domanda è: queste politiche migratorie sono spontanee o sono incentivate? Ecco, riflettete su questo, perché ci sono molti modi di fare la guerra all'Occidente. Uno può essere anche questo. Ed ecco perché noi, quando si parla di Israele, della Palestina, dell'immigrazione, stiamo sempre molto attenti, non già a demonizzare questo o quello, ma a capire le motivazioni profonde di ciò che avviene. Quindi noi non stiamo spacciando, come dice il caro nostro ascoltatore, delle verità come lo dice la scienza. Sa, lei parla con uno che ha studiato nella stessa università di Galileo Galilei, che diceva che la scienza procede per prova ed errore. Io sono un cultore di Albert Einstein, che la massima più importante che ha lasciato è questa: io posso fare 1000 esperimenti per dimostrarti che ho ragione, ma ne basterà soltanto uno per dimostrare che ho torto. Vede, chi ha un atteggiamento dogmatico al mondo non siamo noi, né io né Giulio Cainarca. Sono coloro i quali le dicono che in Palestina tutto lo scempio è colpa di Israele. E le faccio una domanda: ma perché dal 2005
quando la Palestina è in mano di Hamas, non siano più fatte delle elezioni? Perché la stessa autorità palestinese va all'ONU dicendo liberateci da Hamas? Perché la Lega Araba va all'ONU e dice fateci un santo piacere, cacciate Hamas dal mondo? Perché l'Iran nella sua Costituzione ha scritto va cancellato lo Stato di Israele e mantiene Hamas, Fatah e Hezbollah? E questi non sono fatti, no? Sono fatti Sono questi fatti, qua. non sono opinioni. Allora, Quindi se lei con un esperimento è in grado di confutare tutto questo dicendomi i carnefici sono gli israeliani che hanno, ora c'è anche la bufala, che Netanyahu è colui il quale ha inventato Hamas per cacciare l'autorità palestinese dalla Palestina. Ma guardi che Hamas c'è prima di Sharon ed è Sharon quello che dice agli israeliani andiamo via dalla Palestina. già. Vede, ci sono tante cose che non tornano. Ecco, io vorrei che rifletteste su tutto questo. Allora, saluto Luca da Brescia che si torna brevemente sulla questione del volo di von der Leyen, tutti a dire ha stato Putin, poi l'azienda svedese Radar 24 smentisce anomalie intervenute sul velivolo, eccetera, eccetera. Altro messaggio, ma ricordiamo la somma ignoranza che l'Occidente, in Italia in particolare, ha dimostrato con la Covid, tirato dentro dal nostro ascoltatore, e poi un altro messaggio ancora, questo mi è successo ieri e ho capito che non se ne esce, ci racconta Loredana. All'ennesimo messaggio Novax con il presidente, solite cose trite e ritrite, cancellato subito. Io che compro, presidente non ho capito quale, comunque che compro La Verità ogni giorno, avevo suggerito a mia volta la lettura della dottoressa De Mari di lunedì, un articolo importante. Risposta, quella è falsa, non so come possa piacerti una che vuole bruciati tutti i bambini di Gaza. Non ho reagito, meritano di stare fra di loro, parlare fra loro, censurare fra loro quello che non vogliono affrontare per non ammettere di avere sbagliato. Ho imparato a contare fino a 10, non se ne esce. Scrive Loredana che poi, l'ho letto dopo, dice non è per la diretta, è uno spunto per lei, non se ne esce. No, è utile anche per la diretta perché conferma, al netto di ciò che non ho capito io, il presidente chi sia, ma al di là di tutto conferma quello che dicevamo prima, Carlo. Qua c'è comunque una sensibilità diffusa che da destra a sinistra, da sopra a sotto, da cristiani a non cristiani, la vede così. Gli ebrei sono brutti e cattivi e mangiano i bambini, fondamentalmente, o ne succhiano il sangue. Ho visto Miss Israele, proprio brutta, No, mi pare che ciò di cui parla Cambi riguardo le società civili prone ai valori islamici sia la conseguenza dello gnosticismo agognato dalla sinistra occidentale. La spiritualità dell'Occidente è inesistente. L'apertura dei giornalisti a Gaza, scrive Cesare, andrebbe usata mediaticamente, previa liberatoria annunciata in Mondovisione delle conseguenze per coloro che decidessero di andare con l'avviso che nessuno verrebbe riscattato. Scommettiamo che li conteremmo sulla dita di una mano i temerari italiani, scrive Cesare dalla Stradivarissima Cremona, come scrive lui. Luciana da Moggiò che chiede di non leggere questo pensiero, per fortuna che l'ho visto subito, poi lo leggerò a parte io allora. E Hermin pensano, poverini, che sostenere l'Islam li protegga da quello che è il loro fine ultimo verso gli infedeli, lo sterminio. Un po' come il professore là del romanzo di Welbeck, no? Che dice, ma tutto sommato mi conviene, è giusto essere islamico perché mi conviene anche a me. Dario, così come la Lega ha galoppato il cavallo dell'immigrazione a fini elettorali senza risultati e dando la responsabilità alla magistratura, oggi la sinistra galoppa il cavallo di Gaza a fini elettorali sul fondo i problemi irrisolti degli italiani. Infine Lorenzo, domanda tecnica, come mai sul digitale della TV non sento più la radio? Perché il canale è stato chiuso, non ci siamo più sul canale 252, non esiste più il canale televisivo di Radio Libertà. Questo molto semplicemente, perché costava troppo e è stato quindi liquidato. Carlo, io voglio toccare però un altro argomento. Scusami il raffazzonamento delle questioni, ma stiamo coi minuti che scorrono inesorabilmente. C'è un'altra notizia tra quelle di oggi. 43 anni fa facevano fuori Carlo Alberto Dalla Chiesa. La mafia assassinava il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro, ferendo gravemente l'agente Domenico Russo, che poi morirà dopo alcuni giorni. Naturalmente a 43 anni di distanza ha parlato il capo dello Stato, Mattarella, il quale
ha ricordato che è necessario lo sforzo di tutti contro la mafia, anzi è Avrà essenziale. spiegato il generale Cordoglio. È essenziale, eccetera, eccetera. Sai, no, Giorgia Meloni ha detto che dalla Chiesa guida ogni giorno ogni nostra azione. Va bene, commemorazioni, tutto quanto. Poi arriva, come sempre, è già arrivato, a maggio e a luglio tocca a Falcone e a Borsellino. E io mi domando semplicemente, certo, lo sforzo di tutti contro la mafia è essenziale, ma lo sforzo dei magistrati e lo sforzo di chi governa, secondo te, è adeguato contro la mafia? Perché non pieno un po' le tasche io di queste commemorazioni, affermazioni, quando in realtà poi forse c'aveva ragione Lunardi, con la mafia semplicemente si viene a patti, no? Sì, ma peraltro è sempre successo così, cioè non è che è una Quindi, novità. allora, secondo te la mafia è un fenomeno da combattere o da venirci a patti? Perché tutto sommato anche il vecchio Miglio è stato crocifisso per aver detto semplicemente che bisogna tener conto che in certe regioni d'Italia esistono certi modelli di comando. Non ha detto facciamo accordi con la mafia, Miglio. Ha detto teniamo conto che esistono determinate strutture radicate di comando e di esercizio del potere sul territorio. Era un politologo, non era un pirla. Quindi, diciamo, allora, Miglio e Lunardi oppure le parole nobili e retoriche dei commemoratori? I commemoratori io ce l'ho sulle balle per definizione, non so se è chiaro, voglio dire. No, a me mi verrebbe da farti una domanda cattivissima su Alfio Caruso e quello che aveva scritto e ciò per cui è stato condannato, ma non te la faccio, perché così ce la caviamo No, tutti e due, fine della favola. però per esempio a me verrebbe da fare un'altra domanda. Ma senza la mafia, quanto avrebbe durato la pace sociale nel Mezzogiorno? Questa è una buona domanda. Perché sai, è bello commemorare, fare, eccetera, eccetera, però uno bisogna che se ne ricordi anche le origini delle cose. Come si origina la mafia? La mafia si origina come un contropotere rispetto all'arrivo dei Sabaudi che questi non gradivano. E siccome erano abituati ad avere il principe che amministrava la giustizia in maniera assolutamente arcaica, se volete, ma comunque era il punto di riferimento, loro non volevano altri punti di riferimento. Se uno va dentro la liturgia della mafia, si rende conto che la liturgia della mafia non è semplicemente violenza esecrabile e da condannare tout court, ma è anche aderenza. E quindi il complesso della discussione è molto ampio. Noi l'abbiamo ridotto a guardie e ladri, ma perché faceva comodo. Ma, ragazzi, basta rileggersi Leonardo Sciascia con i professionisti dell'antimafia. Io mi chiedo perché Orlando non è mai alle commemorazioni di Falcone e Borsellino, eppure è osannato come l'è stato il sindaco democratico di Palermo. Non so se avete fatto caso che da quando c'è la Schlein la sinistra ha smesso di dare del mafioso alla gente, ma preferisce dargli del fascista. Ma siamo sullo stesso luogo comunismo. E poi fatemi dire che un conto è la mafia, un conto è l''ndrangheta, un conto è la Sacra Corona Unita, un conto è la mafia foggiana. Infatti. Ma per esempio, la mafia cinese? Quella nigeriana? La mafia nigeriana? Ecco, dire che si commemora dalla Chiesa è come quando uno va dal prete, si confessa, si lava la coscienza, fa la comunione, poi passa a comprare le paste e siccome è presto, prima di andare in famiglia a portare le paste, fa una puntatina dalla puttana, si fa un paio di funzioncine, poi torna candido in famiglia. Ecco, mi sa che le commemorazioni antimafia hanno più o meno questo andamento. La domanda è, ma il criterio di legalità in questo paese a che punto è? E i signori magistrati che si vantano delle retate antimafia, quanti sono i nigeriani e i cinesi che hanno messo in galera in questo paese? E per esempio, magistrati come Gratteri,
che ha fatto 100.782 inchieste, di cui 7.880 sono finite in nulla. A chi rispondono? Ecco, io ogni tanto mi domanderei se la ritualità della commemorazione, prima ti dicevo, hanno sicuramente mobilitato il generale Sdegno, il generale Cordoglio e l'ufficiale Sdegno, che sono i due militari d'ordinanza che in ogni ricorrenza ci sono, bastano e avanzano per invece aggredire un problema reale, che è perché la mafia attecchisce e quali sono le mafie più attive e cattive presenti nel paese. Già. Ti ho risposto? Sì, perfettamente. Però con maggior ragione forse finiamola con le commemorazioni retoriche, no? E diciamo parole di verità anche lì. Però anche le diverse parti politiche su questo sono tutte concordi. A me non piace quando c'è questa concordia, perché altrimenti in che cosa ti differenzi dalla retorica, dall'ipocrisia, dalla bugia, dalla falsità? Allora, è questa ritualità bonza. Il 25 aprile l'hanno dovuto rivestire di un contenuto di offensiva politica, perché ormai della Resistenza non gliene frega più niente a nessuno. È chiaro o no? Il 1° maggio non ha più il senso di essere la festa del lavoro che chiede dignità, ma diventa ogni volta un elemento di rivendicazione, perché queste ricorrenze non hanno senso. Allora io voglio la festa nazionale del 7 ottobre per la battaglia di Lepanto. Ecco, questo sarebbe un qualcosa di significato diverso dall'uso corrente. No, ma avrebbe un senso politico, no? Avrebbe un senso chiaro, non la melassa in cui non si distingue più nessuno. Sì, basta. È un po' stufato sta melassa qua, così come il correttismo economico, no? Per cui non si può fare questo, non si può fare quell'altro. Allora, per me siamo... Io sono totalmente contro tutte le forme di criminalità organizzata. Sono contro la mafia, sono contro la camorra, ma non credo che la celebrazione vuota serva a comprendere il fenomeno, contrastarlo e debellarlo. Ecco, ma perché se no ci fanno sopra ciò, ti dico. Sì, no, certo. Cioè, due cose per riprendere in parte un discorso, poi chiudiamo e lasciamo spazio anche alla musica, e alle 12 si ritorna Sammy Varini in onda. Comunque, prima di chiudere, due cose volevo dirti. No, abbiamo parlato prima del vertice di Pechino e dell'ascesa delle nuove potenze. Allora, da un punto di vista, proprio adesso non abbiamo il tempo per sviluppare questo discorso fino in fondo, però secondo te, perché leggo una dichiarazione del presidente cinese che tutto sommato mi trova d'accordo, l'ascesa della Cina, ma anche di tutto ciò che le sta intorno, è inarrestabile. Io ho la sensazione che i cinesi abbiano giocato una partita politica ed economica con grandissima abilità, senza colpo battere, senza colpo ferire, non hanno praticamente perso nulla, hanno solo guadagnato in questo contesto internazionale, e nell'immobilità, sai quello che non muove una pedina e vince, no? Una roba così. Tu come la vedi? No, scusa se ti interrompo. Hanno fatto di più, l'hanno pure dichiarato. Perché nel 49 c'è il centenario del regime comunista. E loro hanno detto: entro il 49 noi saremo la prima potenza del mondo, la prima economia, e annettiamo Taiwan. Punto. Te l'hanno detto. Perché non è come la Schlein che non l'abbiamo vista arrivare, capito? Ecco, l'altra cosa invece che mi ha colpito, tu hai fatto la rassegna stampa oggi, avrai visto l'articolo di Francesco Merlo in commemorazione di Emilio Fede, no? In prima pagina su Repubblica. Allora, per come sono fatto io, però questo lo chiedo anche a te Carlo, mi ha fatto venire il volto a stomaco ciò che in prima pagina racconta subito Merlo di Fede, no? Per sputtanarlo post mortem. Io non conosco Fede, non ci ho mai avuto a che fare, lo conosco come tutte le persone che l'hanno visto in televisione, quindi non mi sta simpatico, non è questione di difenderlo. Però, diciamo, sputare su un morto a me fa schifo. E io ho interpretato quello che scrive Merlo come sputare su un morto, il suo articolo, laddove inizia dicendo che, per gettare subito una bella ombra su Emilio Fede, che da bambino era uno che si vendeva per 2 soldi ai funerali per battersi il petto dietro al morto di turno. Un venduto fin da bambino. E poi naturalmente è diventato berlusconiano.
Forse magari in condizioni di povertà e a certe latitudini non era così raro che un bambino andasse a fare la prefica o roba del genere. Mi viene da dire, però sputare su un morto in questo modo, per quanto potesse stare sulle scatole Fede, a me non mi piace, mi ha fatto schifo quella roba qua, non so come la vedi tu. No, la vedo addirittura peggio. La vedo addirittura peggio perché questi signori che si impalcano a giudici della vicenda biografica altrui, nella loro vita hanno fatto di peggio. Vorrei che fosse chiaro che questo signor Merlo ha avuto tra i collaboratori del suo giornale gente che ha firmato l'appello contro il commissario Calabrese, il cui figlio poi è diventato direttore del giornale. Vorrei che fosse chiaro che questa gente ha detto che le Brigate Rosse erano compagni che sbagliavano. Ora la domanda che ti faccio io è: o che fanno, come sta facendo in Calabria, ti dico di candidare una professoressa che ha detto che le Brigate Rosse sono state un capitolo glorioso della sinistra in questo paese. Allora io ti domando, è più commendevole il bambino Fede che al limite per raggranellare 2 soldi va a piangere i morti a comando o chi esalta l'assassinio politico? Ecco, sono d'accordo con te Carlo. Ci voleva questo commento, io ti ringrazio anche per questo. Quanto a Fede, lasciami dire che un merito lo ha avuto questo signore, ha cambiato il giornalismo televisivo, che vi piaccia o non vi piaccia, è stato così. Tant'è vero che mi verrebbe da dire a Merlo: che figura di merda. Per citare Emilio Fede stesso. Grazie Carlo, sei stato meraviglioso. Come al solito, lo dico da ascoltatore, sia ben chiaro, non da conduttore. Lo dico da ascoltatore perché a me Carlo Cambi mi piace ascoltarlo. Porca la malora. No, E quindi troppo buono. ci sentiamo settimana prossima. Comunque devo comprare service con tutto questo antisemitismo mi è venuto il bruciore. Anche a me, ma devo prenderne a tonnellate di bava di lumaca. Grazie a Carlo Cambi, un saluto a tutti. Ciao, Ci congediamo con una piccola perla musicale. Il giorno di oggi, il 3 settembre del 1897, nasce a San Paolo del Brasile Francisco Mignone, di ascendenze piemontesi, compositore. Ascoltiamo un suo deliziosissimo pezzo, Valsigna. Fu interpretato anche da Mia Martini nel 72 in forma di canzone. Composizione per pianoforte, qui al piano Luis de Muracastro. Buon mezzogiorno a tutti. Avete ascoltato Gli Scorretti,
Un antidoto al luogo comunismo. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quel giorno a casa lui tornò più presto, come non faceva quasi più, e la guardò in un modo ben diverso, come non faceva quasi più, e non parlò più dell'aumento, unico argomento dei discorsi suoi. Con una strana tenerezza e un poco di amarezza disse: andiamo fuori poi. E allora lei si fece bella come il giorno che di lui si innamorò. Cercò nel fondo di un cassetto quella camicetta che le regalò. E lui la tenne per la mano come la teneva tanto tempo fa. Come un ragazzo e una ragazza scesero alla piazza e incominciarono a ballare. E al suono della loro danza il vicinato addormentato si affacciò. E scese sulla piazza scura e molta gente giura che si illuminò. E furono baci rubati, gridi soffocati che nessuno soffocò. Che mondo fece suoi, in pace l'alba poi spuntò. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Dans les pays on m'appelle Gorée les vieux braconniers. J'étais on se la rappelle, la terreur du gros gibier. Maintenant qu'une couronne de cheveux gris me coiffe, je braconne. Et la peine par-ci et par-là, je braconne. Et la peine par-ci et par-là.